I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's so... Serata del ringraziamento Rainbow, una serata per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il realizzarsi di una stagione davvero intensa. Sentiamo le interviste realizzate da Federica Zuccaro. Sono in compagnia del presidente Ferlito e dell'avvocato Melissari per commentare questa straordinaria stagione della Rainbow. Questa è una serata così chiamata serata dei ringraziamenti. Presidente. Abbiamo voluto avere gli amici cari e quindi in primis il mio amico avvocato Melissari, che è il presidente di Olimpia Reggio, e stiamo anche dialogando, ma non perché noi vogliamo perdere tempo, ma perché la federazione sta facendoci attendere per una risposta. Stiamo dialogando per fare assieme qualcosa. Lui è un mio grande amico, ci sosteniamo a vicenda. Noi abbiamo fatto una bella stagione in B, lui ha fatto una buona stagione in A2. Vediamo di compendiare i nostri interessi, l'attenzione che diamo allo sport che preferiamo su tutti, che è il basket. Vediamo di fare qualcosa insieme e stasera festeggiamo tutti, anche con le ragazzine, perché è giusto dare loro anche uno spazio con i titoli che hanno vinto, l'impegno che hanno dimostrato di avere. Penso che siamo a buon punto, quindi possibile che in Sicilia ci sia a Catania la 2 femminile il prossimo anno. Guarda, la cosa più bella che mi è capitata nell'ultimo periodo, vedere una ragazzina delle giovanili che, parlando di pallacanestro e parlando della possibilità di poter giocare alla pallacanestro, di fare per la pallacanestro vicino a casa sua, lei che ogni volta fa 40 minuti di macchina per allenarsi a 15 anni a Catania, ha detto: ma io non mi allenerei con questa squadra nuova, io sono della Rainbow Catania. Finalmente a Catania qualcosa sta muovendo, la Rainbow a livello femminile penso che sia l'esempio per tutti quanti da seguire, ha un settore giovanile all'avanguardia e dalle giovani bisogna partire, quindi la Rainbow ha un futuro assicurato. Speriamo che il basket torni finalmente a Catania, perché veramente tranne la Rainbow c'è veramente poco. Io ringrazio moltissimo il presidente Ferlito, grande amico che condivide insieme a me chiaramente sacrifici che nello sport sono utili, come lui ha detto, a tutta una collettività di giovani a cui noi siamo veramente attaccati e lavoriamo per questo. Sono, devo dire, particolarmente emozionato. Ricordo che qualche giorno dopo il mio insediamento fui invitato poi dal presidente Ferlito, perché c'era la conferenza stampa per l'inizio della stagione. Mi furono fatte tante richieste, l'acqua calda, le tribune chiuse. Devo dire che poi queste richieste, queste promesse sono state poi mantenute, ma comunque è un'emozione in generale, soprattutto per l'amicizia che mi stringe con Fabio Ferlito, e vedere chiaramente l'immagine anche del palazzetto. Chiaramente mi hanno fatto venire qualche piccolo rimpianto, però diciamo l'avventura è finita, penso di aver seminato abbastanza bene in questa avventura appunto da assessore. Mi ritrovo qui, quindi vuol dire che ho fatto qualcosa di positivo, ecco. I'm at a payphone. E dopo le immagini della festa del ringraziamento della Rainbow Catania con il raggiante presidente Fabio Ferlito, dunque una notizia che attende solo l'ufficialità. Dopo tanti anni probabilmente Catania, a livello di basket femminile, ritroverà la Serie A2. Sentiamo Lucy Gullotta. Una stagione brillante, quella della Rainbow Catania, che ha sfiorato la promozione in Serie 3 con un roster giovanissimo con appena 4 senior e poi tutte under 19. Ma la stagione dei cambiamenti non finisce qui, perché il presidente Fabio Ferlito punta in alto e lo fa acquisendo il titolo di Serie 2 dalla Olimpia Basket Reggio Calabria, come annunciato durante la festa organizzata dal presidente per celebrare l'ottima stagione della società. Siamo a buon punto, quindi possibile che in Sicilia ci sia a Catania la 2 femminile il prossimo anno. Un progetto ambizioso, quello di Melissari e Ferlito, che coinvolge una terza società, il San Raffaele di Roma SRB, di Riccardo Bocchini, che disputerà la Serie 3. I 3 presidenti hanno messo a punto un programma per rilanciare il basket in rosa nel Sud Italia, creando in un prossimo futuro la Lega del Mediterraneo femminile. Intanto Ferlito ha già inoltrato la richiesta di affiliazione alla Federazione Basket. Si attende la risposta entro i primi giorni di luglio. L'ultima Serie A donne a Catania risale al 2004.